Parliamo di questa iniziativa qui che si è svolta in Piazzale Asser, cosa avete fatto? Noi oggi come Leo Agrigentosto e come Distretto Sicilia ci siamo trovati per fare prevenzione e promozione della salute. Infatti grazie ai professionisti sanitari che si sono offerti volontariamente abbiamo fatto screening del diabete e del colesterolo, screening pediatrici, neurologici, della vista e dell'udito, grazie anche ai nostri partner che ci hanno garantito di avere le strutture e i materiali per eseguire questo. È questo che facciamo noi Leo, è questo che vogliamo dimostrare alla nostra cittadinanza e alla comunità, essere vicini alla comunità in ogni campo, non solo alle fasce bisognose ma anche per sensibilizzare le persone agli stili di vita corretti, perché come dicevano i nostri nonni prevenire è meglio che curare, quindi noi speriamo di aver spiegato a queste persone che sono venute oggi da noi a fare questi screening che uno stile di vita corretto e la prevenzione delle malattie può migliorare la vita. Oggi è stata un'iniziativa che abbiamo atteso per diversi mesi, abbiamo organizzato una iniziativa che ha come protagonista l'essere umano, quindi la prevenzione, gli screening. È importante informarsi e prevenire. Abbiamo avuto un discreto successo, più di 200 screening effettuati, e questa è una cosa che ci rincuora. Dove c'è un bisogno c'è Leo e noi siamo sempre operativi a servizio della città. Quali sono state le maggiori affluenze? Diciamo che c'è stata una maggiore affluenza in generale su tutti gli screening. Quello che ha avuto molto più successo è stato quello sul diabete e colesterolo, però devo dire che c'è stata un'affluenza un po' su tutti gli screening e questo ci fa piacere. Come sta andando? Facciamo un bilancio di questa attività, di questa prevenzione che avete fatto. Ci dica. Il bilancio è nettamente positivo, c'è stata una grossa risposta da parte delle persone. Diciamo che tutto è andato benissimo, abbiamo riscontrato qualcosina, abbiamo suggerito, la dottoressa ha dato i suggerimenti da seguire per queste cose, quindi io dico che è stato un successo, una bella iniziativa. Qual è stata l'attività maggiormente eseguita? Noi qui abbiamo fatto la misurazione del colesterolo e della glicemia e la dottoressa ha fatto poi l'anamnesi e in relazione ai valori che ha trovato di misurazione di pressione, dei valori che abbiamo riscontrato nella glicemia e nel colesterolo, ha dato i suggerimenti del caso. Quindi uno, diciamo, secondo questo test può capire se c'è una... È un'indicazione, sì. È un'indicazione, non è una valutazione approfondita, ma il valore dello screening è quello, poi va eventualmente approfondito da chi ne dovrebbe. Questa mattina grazie ai Lions siamo stati coinvolti in questa iniziativa di screening che ha coinvolto anche bambini nell'età pediatrica, insieme alla responsabile della nostra OS di diabetologia pediatrica, la dottoressa Piera Buscarino. Abbiamo eseguito gli screening di glicemia ai bambini. Com'è andata? È andata bilancio, bene, insomma, discreto successo. Cosa avete riscontrato? Abbiamo riscontrato diversi casi, fortunatamente solo di obesità, che poi prenderemo in carico in ambulatorio. Fortunatamente nessuna iperglicemia, nessun diabete. Questa mattina è andata bene da questo punto di vista, però è importante farli ed eseguirli. Oggi abbiamo fatto una giornata di screening oculistici qui a Piazzale G, è stata una bella esperienza, abbiamo avuto una grande affluenza, dei buoni numeri e abbiamo fornito questo servizio indispensabile, quindi è stata veramente una bella occasione. Quindi un buon riscontro ha avuto l'iniziativa? Assolutamente sì, abbiamo fatto oggi in totale circa 250 prestazioni, solo 55 visite oculistiche, quindi è stata una bella esperienza.